Una corsia preferenziale, certo. Quella che vorrei è l'arresto in flagranza per tentato omicidio volontario. È durissima la presa di posizione di Andrea Dan, presidente dell'Associazione Emanuela Sicurezza Stradale, contro la proposta di istituire un percorso alternativo al CERT per chi risulta positivo per la prima volta all'alcol test. La sicurezza stradale è un fatto culturale, dice Dan. Le istituzioni hanno un compito fondamentale, aggiunge il presidente dell'associazione, che invita a un confronto sui numeri il governatore veneto Luca Zaia. Il presidente coerentemente mantiene la sua posizione, espressa già nella sua veste di ministro dell'agricoltura. Dico da un lato che il 98% degli incidenti stradali non è causato da persone che guidano in stato di ebbrezza, dall'altro dico che rispetto alla guida in stato di ebbrezza comunque ci vuole la tolleranza zero, nel senso che oggi c'è il limite di 0,5 mg di alcol per litro di sangue, questo è il limite che abbiamo noi posto a livello nazionale, ci si fermi qui, se uno lo supera deve essere punito. Anche la prima volta? C'è sempre una prima volta. A lanciare strali contro l'iniziativa dei due capigruppo regionali di Lega e PDL, Canere Bond e del suo vice Cortellazzo, è quasi tutto il mondo politico che la giudica fuori luogo e diseducativa. È come se dicessimo che chi compie un reato per la prima volta è meno colpevole di chi lo compie più volte, chiosa l'Italia dei Valori. Una cosa è certa, tutto questo polverone, i tre consiglieri che hanno messo nero su bianco la loro idea e l'hanno inviata all'assessore regionale alla sanità Coletto, non se l'aspettavano. A chiarire il suo pensiero oggi è Dario Bond. Attenzione, non voglio giustificare assolutamente chi al volante guida in maniera con stato di ebbrezza, anzi questo deve essere condannato. Quello che propongo è che a queste persone sia riservato all'interno del CERT un luogo specifico per la rieducazione, un luogo specifico per il colloquio, un luogo specifico per il trattamento della problematica